Nuovi orizzonti europei per le imprese del territorio grazie a Veneto Banca. L'Istituto di Credito Trevigiano ha organizzato un incontro insieme a Union Camere del Veneto e Camera di Commercio di Padova per illustrare i nuovi programmi di finanziamento europei, con particolare riferimento a Horizon 2020, fondo dedicato a ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. Obiettivo di Veneto Banca è informare le aziende del territorio sulle opportunità offerte da Bruxelles ed evitare così di sprecare risorse preziose. Il precedente piano programmatico, che si è chiuso a dicembre 2013, aveva previsto per il Paese Italia qualcosa come 21 miliardi di euro, che sono stati ahimè utilizzati dalle nostre imprese per poco più del 45-46%. Nel nostro obiettivo non c'è solo quello di fare della mera informazione o di mandare una newsletter, ma c'è proprio quello di assicurare la presenza al fianco delle nostre imprese di consulenti che possano dare queste dettagliate informazioni, ma che siano in grado anche di cogliere il fabbisogno e di creare nuovi prodotti bancari. Veneto Banca ha da poco insediato un desk di rappresentanza a Casa Veneto, sede della regione a Bruxelles, dove è stretta la collaborazione con Union Camere per offrire assistenza e consulenza alle aziende locali interessate a sviluppare progetti attraverso i bandi europei. Abbiamo la possibilità di fare progetti internazionali, transnazionali, che sono molto complessi ma possono arrivare a svariati milioni di euro, ma possiamo anche fare dei piccoli progetti per le imprese più piccole, dove c'è lo studio di fattibilità che viene finanziato fino a 50.000 euro e dopo questo studio di fattibilità c'è la possibilità di avere un progetto finanziato fra i 500.000 e i 2 milioni e mezzo di euro. Con Horizon 2020 l'Europa stanzierà complessivamente 80 miliardi di euro per i prossimi 7 anni, strutturati intorno a 3 pilastri: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società. Requisito fondamentale per accedere a questi fondi sarà la capacità delle aziende del territorio di realizzare progetti transnazionali e di fare rete con i centri di ricerca. La possibilità di chiedere un finanziamento direttamente a Bruxelles partecipando a progetti di cooperazione internazionale è una cosa relativamente nuova. Horizon 2020 è un programma che è molto innovativo da questo punto di vista, cercando di mettere sempre di più in contatto il mondo della ricerca con il mondo dell'impresa. L'esperienza che abbiamo svolto in 3-4 progetti precedenti a partire dal 2005-2006 fino ad oggi, coinvolgendo aziende del territorio, in particolare piccole e medie imprese sia della provincia di Padova che di Treviso che di Vicenza, con le quali abbiamo costruito prima una rete e poi un percorso specificamente nell'ambito delle applicazioni delle leghe di alluminio nel settore automobilistico. Dai progetti che abbiamo svolto poi sono nate diverse forme di collaborazioni specifiche, magari bilaterali, a valle di questo proprio come contatti e come poi contratti fra le aziende del territorio e diverse realtà industriali anche prestigiose a livello europeo.